Intascava i soldi delle caparre, in un caso anche dell'intero veicolo, senza mai consegnare ai clienti l'auto che credevano di aver acquistato. Un 34enne di Vittorio Veneto, titolare di un autosalone nella città, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione con l'accusa di truffa. Le indagini dei militari dell'Arma hanno permesso di accertare almeno 3 casi di truffa messi a segno dall'uomo tra il dicembre del 2018 ed il luglio del 2019. In un caso l'acquirente aveva stipulato un contratto per l'acquisto di un'auto pagando l'intero importo di 15.200 euro. La vettura non solo non gli è mai stata consegnata, ma l'uomo ha scoperto che l'auto era intestata ad una società che l'aveva affidata in conto vendita al 34enne, per poi riprendersela dopo qualche giorno. Il contratto era quindi nullo, ma i soldi il cliente non li ha più rivisti. Altre vittime: una coppia di coniugi di Cappellamaggiore che aveva consegnato al 34enne una caparra di 1.500 euro ed un altro cliente, sempre di Cappellamaggiore, che aveva versato al titolare dell'autosalone 2.500 euro di caparra. In entrambi i casi gli acquirenti non hanno visto l'auto né la restituzione dei soldi. I carabinieri non escludono che vi possano essere anche altri casi. Le indagini continuano.